Gli anticorpi anti-SARS-CoV-2 durano 9 mesi, sia nei sintomatici che negli asintomatici. È quanto emerge dai dati dell'indagine di Vo condotta dal gruppo del professor Andrea Crisanti dell'Università di Padova, in collaborazione con l'Imperial College di Londra. Secondo i nuovi dati ottenuti analizzando i livelli anticorpali nei soggetti che risultarono positivi nella prima indagine eseguita a Vo, il 98,8% delle persone infette a febbraio-marzo 2020 ha mostrato livelli rilevabili di anticorpi anche a novembre. Lo studio ha utilizzato 3 diversi tipi di test che rilevano diversi tipi di anticorpi, che corrispondono a diverse parti del virus. I risultati hanno mostrato che mentre tutti i tipi di anticorpi sono andati in serio declino tra maggio e novembre, il tasso di decadimento variava a seconda del test. È stato anche rilevato in alcuni casi un aumento delle difese anticorpali, fenomeno che suggerisce possibili reinfezioni da virus in alcuni soggetti.